Eccoci qua cari amici, appassionati di A112, stanno arrivando le A112 dal bellissimo raduno organizzato qua dagli amici con chiaramente il capitano Bistecca. Guardate un po' ragazzi, andate piano, adesso facciamo la sfilata, avanti. È andato bene il giro? Perfetto, spettacolo, buono, così dai le riprendiamo un po' tutte, facciamo onore un po' ai partecipanti. Ecco qua, siamo un attimo, ascoltate, il giro vi è piaciuto? Stupendo, bellissimo. Va bene, dai ragazzi, qua abbiamo anche presenza femminile. Com'è andato il giro? Molto bene. Cotta? Sei dal sole? Sì. Ecco qua ragazzi, appassionati di A112, dai, facciamo entrare un po' le 112 qua, Ciao carissimi, ciao. Guardate un po', stanno andando qua alle cantine La Vigna di Sara, e qua il vecchio Marvin è qua sotto. Vediamo qua questa bellissima cabriolet, guardate un po', vai piano perché la cabriolet è una cabriolet, va bene la macchina? Sì, alla grande direi, spettacolo. Eccoci qua, un'altra bianchina qua, rossa, brivido eccezionale. Va bene la macchina? Sì, va bene. È una cabriolet questa, non una macchina qualsiasi, bellissima. Eccola qua, insomma. Non potevi mancare, giusto? No. Guardate qua, carrellata di A112, spettacolo qua, È stato impegnativo? Un po', vero? Fa caldo? Fa un po' caldo, giustamente, Guardate un po', appassionati di 112, tutti a rinfrescarsi alla cantina qua. Va bene? Sì. Abbiamo qua la novità, una Y10, compare nel raduno della 112, ci sta. Qua il signore cotto dal sole, ecco qua. Ragazzi, targata Napoli è questa, onore ai napoletani, Siamo napoletani. Però no, faccio onore chiaramente, faccio onore, Qua, ragazzi, appassionati qua di A112, direi che un altro bel raduno messo in saccoccia da Carlo, Giorgio e adesso non mi ricordo l'altro socio. Ecco qua, questo qua sa tutto di 112, una specie di enciclopedia lui, Ecco qua i signori qua, Presenza femminile ancora qua. Com'è andato il raduno? Bene? Benissimo. Siete cotti o no? Abbastanza, vero? Ecco qua, plasticone qua, chiaramente, sai che è un plasticone, lo sapevi? No, perché è anche giusto dire cos'hanno. Ragazzi, guardate qua il signore qua, magari già spazientito, d'altronde saranno cotti da un raduno. Ci siamo? Cosa dici? È andato bene? Tutto bene per adesso. Vuoi già un prosecco qua o si vuole, vero? Volentieri. Ecco qua, ragazzi appassionati di A112, direi che ce ne sono un'infinità qua, Ecco qua, già pronto. Sì, vai, a casa! Una bella esplosione. Va bene! Bravissimo! Ciao carissimo! Ecco qua 112, qua, ecco qua. Ciao carissimo, è andata bene? Non ti sei persa stavolta? No, va bene, bravissima. 112 dal Veneto, ecco qua, Ce l'abbiamo fatta? Siamo cotti? Eccola qua, ci sei? Com'è? Insomma, è stata dura? Lo rifacciamo anche il prossimo mese? No, una volta all'anno? Ce l'abbiamo fatta. Eccoci qua, appassionati di A112, guardate qua il vecchio Marvin. Attenzione, la grossa novità, A111 targata Roma, dobbiamo fare un bel servizio, questo, l'anno scorso avevi il Gamma, qua si deve fare un bel servizio dopo, a questa auto, ricordatelo, targata Roma per l'amica Alessia, il papà. Guardate qua 126 in versione mucca tappezzata, no? Dopo facciamo un servizio anche di questa, spettacolo, perché qua la 112 l'ha tradito, Non possiamo ha dovuto prendere la 126. Guardate qua ragazzi, appassionati, insomma, com'è andata? La barba sarebbe con questo caldo meglio tagliarla, insomma,
Cosa dici? Dumbaghi qua. È un Dumbaghi moderno questo, non è quello di altrimenti ci arrabbiamo. Spettacolo, 128 rally da fare servizio. È un po' assonnato o addirittura caldato qua, ragazzi. Ecco che iniziano ad arrivare tracce di plasticoni. A chi qua. hai detto plasticoni? Insomma, bisogna dare la traccia, traccia di plasticoni, anche qua a raduno, perché insomma per me le macchine moderne sono un po' plasticoni, Ormai è diventato così una parola abituée nel canale del Marvin, anzi vado in giro. Appassionati, grandi Appassionati, ricordatevi sempre, appassionati, Appassionati. GT, guardate un po' la GT, insomma, sono un po' in controluce qua, ragazzi, però dai, va bene. Dai, quella qua GT è stata dura? No, per il cane. Il cagnolino, poverino, la mascotte qua, Cosa fai qua, C'è la mascotte, dopo No, c'è il biscottino dopo, sì, 2. Almeno 2 biscottini, Bravissimo, Dopo facciamo un report, anche con te. Eccoci qua, appassionati di A112. Insomma, direi che è andato bene, Qua il vecchio Marvin è accaldato e insomma facciamo entrare qua le ultime auto. Guardate un po', targata Rovigo qua per Max 112. 112, va bene? Sì? Non ha tradito, Ecco qua, targata Cuneo questa, cosa dici? È andata bene? Super bene. Adesso un prosecco ci vuole? Ci vuole, insomma, ci vuole. Ragazzi, guardate. Un po' di problema con la ventola che ci surriscalda. È stata la tua macchina che ha dato forfait. Ho sentito. Vabbè dai, ha fatto notizia anche questa, Sono sempre auto che hanno dai 30 ai 40 ai 50 anni, ragazzi. Cosa dici? Siamo alla conclusione qua, Ragazzi, con questo vi saluto. Appassionati, com'è andata, Carlo? Insomma, dai, C'è stata una macchina che ha avuto qualche difficoltà, però ci sta. Problemi. Ci vuole, Esatto. per ravvivare il raduno. E con questo, cari amici, vi saluto. Vediamo un po' se c'è ancora traccia di A112 che si unisce. Eccola qua. Ragazzi, qua vi saluto, Cossuolo, Vittorio Veneto, qua il vostro inviato Marvin, nella pazzia più totale come sempre, però l'importante è divertirsi e portare a casa tracce di nostalgia, e così le possiamo testimoniare anche ai giovani amici che inseguono auto di potenza, auto con impianti stereo pazzeschi, però insomma per me queste sono le vere auto, quelle che abbiamo visto prima. Ragazzi, ciao a tutti, un saluto a Lucia, appassionate di A112 Coneglio, saluto Demis, saluto tutti gli amici dell'Abruzzo che ho conosciuto, saluto anche il contadino di Roveredo, guarda qua, la campagna c'è, e saluto anche Giovanna e Alessia, insomma tutti quelli che, chiaramente Antonio La Salerno, e tutti quelli che amano il 112. Ciao a tutti, spettacolo dal Veneto selvaggio.